È stata una giornata bellissima, ringrazio tutto il comando dei Vigili del Fuoco sia di Vittorio Veneto che di Conegliano per essersi prestati a trascorrere con noi un Natale in un modo diverso. Per i nostri bambini, soprattutto per i più piccoli, è importantissimo capire di far parte di una comunità e l'esperienza di oggi non è solo un'esperienza giocosa ma è anche un'esperienza di vita vera nella appunto comunità che li accoglie. Quindi davvero un Natale diverso e un Natale un po' più felice anche per i nostri bambini. Noi non possiamo inquadrare i bambini direttamente, ma in questo momento continuano a salire e a scendere dalla cesta per vedere la nostra comunità, la sede della nostra comunità di Vittorio Veneto dall'alto, ed è un'esperienza bellissima che io stessa ho voluto provare. Ovviamente la porta è sempre aperta, penso che sia anche giusto comunque che altri bambini di altre che si trovano in situazioni diverse e difficili come la nostra abbiano la possibilità di farlo, quindi è bello condividere un po' con tutti queste importantissime esperienze. Ormai sono già diversi anni che abbiamo di nostra iniziativa, ci siamo proposti per andare in più centri. Gli ultimi 3 anni abbiamo fatto la pediatria di Conegliano, l'ospedale, l'anno scorso abbiamo fatto la nostra famiglia e quest'anno abbiamo deciso di venire qui al centro, Piccola Regi, dove una casa famiglia dove ospitano dei bambini con delle varie problematiche e dunque ho visto che anche il personale ha aderito in massa e a volte ci vuole poco far felici i bambini che sono meno fortunati di noi. La nostra iniziativa sempre abbiamo preso delle caramelle e dalla scala aerea alta 30 metri è sceso e ha consegnato le caramelle ai bambini che sono felicissimi. Adesso entreremo nel salone dove passeremo un'altra ora assieme con loro giocando con loro per renderli ancora più felici. Sono cose secondo me importanti, specialmente in questo periodo natalizio dove loro purtroppo sono privi. Qualcuno di loro è privo dei genitori e penso che essere in mezzo a loro sia una cosa che li rende felici in queste giornate di festa dove noi le trascorriamo insieme ai nostri cari e loro purtroppo rimangono soli.